Commission realizzato da Donato Sansone. Passo subito alla presentazione degli ospiti di questo panel. Isabella Collalto, Presidente dell'Associazione per le Ville Venete, grazie Isabella di essere qui, l'assessore Cristiano Corazzari e Vittorio Dalleore, socio dell'Associazione Ville Venete per Villa di Maser e membro del Consiglio di amministrazione della Veneto Film Commission. Passo subito la parola all'assessore per un intervento di saluti istituzionali. Grazie, innanzitutto un benvenuto nello spazio della Regione del Veneto, un saluto a tutti voi e agli ospiti che sono presenti, un particolare saluto al Presidente della nostra Film Commission, il Direttore e tutto il CDA che è ampiamente rappresentato e chiaramente la Presidente. Un argomento questo che ci vede particolarmente coinvolti alla luce dell'eccellenza che rappresenta il sistema delle ville venete per la nostra regione. Dobbiamo sempre ricordare che si tratta di una caratteristica peculiare della nostra storia, della nostra tradizione, un territorio costellato dalla presenza di questi luoghi che sono luoghi fortemente rappresentativi di un'identità culturale, di una tradizione, di un modello di sviluppo socio-economico che è stato quello del nostro passato ma è anche quello attuale, le nostre ville venete. Centri culturali innanzitutto, ma non solo, il perno attorno al quale si è sviluppata la nostra comunità da un punto di vista sociale, economico, lavorativo, con uno sviluppo incredibile delle migliori eccellenze della nostra comunità veneta, delle arti, i mestieri e quindi qualora ci fosse la possibilità di sorvolare il nostro territorio potremo vedere questo sistema urbano diffuso che si sviluppa proprio attorno a questi punti che sono le nostre ville venete. Abbiamo la fortuna di ospitare all'interno di questo patrimonio eccezionale e unico al mondo delle testimonianze che sono state riconosciute quali patrimonio mondiale dell'umanità dall'UNESCO, le nostre ville palladiane, ma non solo. La caratteristica peculiare è quella di avere fin nei più piccoli centri delle ville che sono rappresentative di un'assoluta eccellenza. Non dobbiamo infatti mai dimenticare la portata di questo patrimonio. Parliamo solo in Veneto di oltre 3.800 ville, 4.300 ville ed oltre diffuse sul territorio veneto e del Friuli, un istituto regionale delle ville venete che è costituito sin dagli anni 50 ha rappresentato un baluardo per la tutela e la difesa di questo patrimonio, un patrimonio quindi che abbiamo già detto di valore inestimabile ma altrettanto fragile. Una gran parte di questo patrimonio monumentale è in proprietà privata, affidata a dei proprietari che con grande sapienza, anche devo dire impegno, sacrificio, dedizione, è messo nella disponibilità di quelli che sono anche dei temi di sviluppo importantissimi per la nostra regione, come quello turistico, ricettivo e sicuramente per noi questa, oltre che rappresentare un elemento che ci caratterizza, rappresenta anche una sfida per il nostro momento attuale. Penso quindi che non si possa raccontare il Veneto, la comunità veneta, senza parlare delle nostre ville venete, senza parlare di ciò che rappresentano, anche al di là di un modello di comunicazione, di uno stereotipo che lei interpreta solo quali luoghi di villeggiatura o luoghi all'interno dei quali si spende un tempo legato alla villeggiatura, ovvero ai momenti meno impegnati. Non è vero, non è così. Come sottolineavo prima, le ville venete per noi rappresentano l'essenza di quello che è stato un modello di sviluppo veneto che si è dimostrato nel corso degli anni un modello vincente che ha saputo adattarsi alle sfide dell'attualità e del futuro e penso che quindi per questo vi siano motivi ulteriori per continuare a lavorare insieme a questi proprietari, a queste proprietà, per insieme cercare di dare un futuro sempre più forte e far sì che queste ville siano la rappresentazione di quello che vuole trasmettere e comunicare la nostra regione ai veneti, ma soprattutto al mondo. Quindi chiudo
insieme ai saluti di rito istituzionali miei, del Presidente Zai e della Giunta regionale, complimentandomi veramente con il grande lavoro che è fatto e mettendomi a disposizione, insieme a quella che è l'istituzione della Regione Veneto e all'Istituto regionale delle Ville Venete, che è l'ente che attualmente ci supporta nella gestione di questo importantissimo patrimonio, per dare veramente un futuro solido a questo tipo di realtà importantissima. Grazie. Isabella, Presidente, abbiamo fatto come Film Commission e Associazione Ville Veneto un accordo, ormai un anno e mezzo fa, un anno fa. Per essere precisi sono 2 anni fa. 2 anni sì, fa? Sì, parliamo di novembre del 2020, dunque sono quasi 2 anni, e siccome noi vediamo grande, vediamo più in là, sappiamo che sono già 2 anni vissuti intensamente. Vissuti intensamente nel senso che è stata elaborata una guida delle locations che possono diventare set cinematografici, che possono diventare luoghi, ambientazioni nelle quali dare vita a tutta una serie di situazioni, di vicende che vanno dal passato più lontano, ovvero sia delle situazioni di tipo storico. Potete immaginare che i film con ambientazione storica sono quelli che stanno tra l'altro conoscendo ora un grande revival, ci sono poi le fictions, ma quello che possiamo dire di questa nostra collaborazione è che in realtà ha fatto capire alle ville che una villa è fatta per tante cose, è una specie di centro olistico nel quale in realtà, a partire da quella che era l'attività iniziale delle ville, sappiamo tutte che sono nate come centri agricoli delle famiglie veneziane sulla terraferma, a partire da questo tipo di attività ci sono stati ulteriori sviluppi, che poi sappiamo che sono diventati dei centri naturalmente culturali, e il fatto di poter essere locations per film naturalmente è un motivo di grande orgoglio, perché corrisponde tra l'altro a quello che è uno degli obiettivi di quello che abbiamo sottoscritto nel nostro accordo di collaborazione, ovvero sia quello della visibilità e sostegno reciproco, noi mettendo a disposizione attraverso una call to action delle ville, o mettendo in contatto con i proprietari, e naturalmente la Veneto Film Commission, che ringraziamo per quanto sta facendo, e naturalmente ringraziamo anche la Regione Veneto, che ha manifestato, in particolare l'assessore alla cultura Corazzari, che ha manifestato sensibilità per quelle che sono le possibilità delle ville venete, proprio perché l'elemento culturale è un elemento fortissimo, è un elemento imprescindibile. Parliamo dell'elemento culturale, parliamo però anche di tutta una serie di altri elementi, quali ad esempio il fattore turistico. Ebbene, le ville venete corrispondono oggi a una forma di turismo che va per la maggiore. Non ho bisogno di parlarne dilungatamente, perché naturalmente il turismo slow, lento, è quanto viene più apprezzato. Ma oltre a questo, il turista si rende conto di ciò che offre una villa veneta per quanto riguarda ad esempio i prodotti che può offrire, i prodotti di eccellenza. E poi c'è ovviamente quella che è l'attenzione alla sostenibilità. Credo sono tutti temi di una modernità, di una contemporaneità straordinaria, e tutti questi vengono comunicati, vengono portati avanti proprio dalle ville venete. E io credo che il fatto di rendere le ville venete, o alcune ville venete, locations di film o di spot pubblicitari o di fiction o altro, dà loro una visibilità che è proprio quella che l'associazione desidera promuovere, ovvero sia l'associazione desidera promuovere naturalmente l'aspetto della monumentalità, della maestosità delle ville venete. Credo che sia riconosciuta ad ogni livello,
e dunque questo aspetto, che è assolutamente insito nelle ville venete, in realtà deve essere accompagnato poi da quella che è la conoscenza, perché solo facendo conoscere le ville venete, solo facendo vivere al visitatore un'esperienza immersiva, un'esperienza vera e propria, solo così la villa acquisisce un particolare, diciamo, una visibilità ed è in grado di dimostrare quello che è realmente una dimora viva, attuale, contemporanea. Per cui, diciamo, in estrema sintesi, ecco, sono questi gli elementi che ritroviamo in questa nostra collaborazione. C'è molto spesso una forma di diffidenza, anche giustificata da parte dei proprietari, verso il mondo dell'audiovisivo, molto banalmente perché può essere impattante su strutture che sono fragili, antiche. La Veneto Film Commission in questo cerca di dare delle garanzie, nel senso, e su quello ci sentiamo spesso, nel senso, per, come dire, dare una patente di credibilità a chi arriva a girare. Ma tu dovessi dire la produzione ideale, il prodotto audiovisivo, l'opera audiovisiva ideale per la tua associazione, che cosa vorresti? Naturalmente quello a cui uno pensa subito è l'aspetto storico, l'aspetto più classico, però io penso che sarebbe bene invece guardare al futuro. La mia prospettiva è sempre quella di andare avanti e io trovo che proprio in una villa veneta c'è un elemento di modernità, di contemporaneità, proprio per il tipo di iniziative o di esperienze che può offrire, e io trovo che queste vadano assolutamente valorizzate. Tra parentesi vi annuncio così un'iniziativa che stiamo mettendo a fuoco, che sarà la Giornata Nazionale delle Ville Venete. Sarà la prima edizione, si terrà quest'anno in autunno, la stiamo preparando con grandissimo entusiasmo e l'obiettivo è proprio quello di far vivere un'esperienza. Dunque io credo che il tipo di situazione più consona a quelle che sono oggigiorno le ville venete sono proprio delle ad esempio una produzione cinematografica di una vicenda reale, di situazioni moderne, per cui mi piace pensare di fare qualcosa che sia assolutamente in linea con i tempi, e io penso che queste nostre ville sono in un certo senso una capsula spazio-temporale unica, straordinaria, ovvero sia la dimensione dello spazio e del tempo si dilatano enormemente in una villa veneta, per cui i confini diventano estremamente labili, e quello che succede è che diventano, diciamo, uno strumento assolutamente perfetto che può essere colto da un'industria cinematografica. Per cui io credo veramente che abbinare delle strutture che sono naturalmente per definizione classiche a delle situazioni moderne sia una situazione ideale. Pensiamo ad esempio quando mettete anche in una villa veneta un'opera contemporanea, ma tutto il suo spazio. Io credo che passato, presente e futuro devono andare di pari passo, e del resto è stata così l'evoluzione dell'umanità. Non ci si può fermare ad un unico stadio dicendo per eccellenza è questo il massimo, meglio di così non si può fare. Si è fatto moltissimo, tantissime cose assolutamente straordinarie che del resto caratterizzano l'Italia nel mondo intero, ma credo che la sperimentazione e l'esperienza di altre situazioni senz'altro sia estremamente importante. Grazie. Allora, Vittorio Dalleore, l'assessore e la presidente prima richiamavano il fatto che le ville venete, che hanno una lunga storia, sono diventati anche centri di aggregazione culturale, centri di produzione culturale, oltre che location eventualmente per l'audiovisivo. Tu hai l'identikit ideale per parlare di ville venete inserito in un contesto culturale e cinematografico, visto che sei uno dei pochi proprietari ad avere anche il lato di rapporto con il cinema. Ce n'è un'altra proprietaria che se n'è appena andata, che è un'altra membro del Consiglio di amministrazione della Film Commission.
Sì, allora le Ville Venete come set cinematografico, come strumento per la produzione cinematografica dell'audiovisivo sono lo strumento ideale. Come diceva giustamente, portano tutta la storia del passato ma vivono nel presente, ci sono delle persone che ci abitano, ci lavorano, le portano avanti, le restaurano, le fanno vivere, e per cui vivono, ma possono offrire alla produzione cinematografica tutto quello che una produzione cinematografica cerca. Cerca l'ambientazione monumentale, c'è l'ambientazione monumentale, cerca le parti private senza dover spostare tutta la troupe per costruire un altro set, si trova, ha bisogno, le produzioni cinematografiche hanno bisogno di tutta una serie di servizi di supporto, che sono le stanze per poter, il trucco, il posto dove mettere le macchine, avere degli spazi dove poter muovere tutte queste persone, e nelle Ville Venete tutte queste si trovano. Ovviamente sono sempre degli ambienti che hanno la loro delicatezza a seconda di ciascuna ha la sua individualità, ciascuna ha la personalità dei proprietari, però devo dire che la professionalità di quello che sono le troupe cinematografiche oggi danno, come dicevi, delle garanzie su quello che poi è la delicatezza nel utilizzare questi spazi. Ti è capitato di, come dire, di accogliere dei set difficili? L'apri tutta la tua cioè la villa la apri tutta alle produzioni, se te la chiedono? Allora, quando tu dici di sì a una produzione, loro ti chiedono un dito e poi li ritrovi dappertutto, perché la produzione, mi scusi, avrei bisogno di, posso? Scusi, avrei bisogno, no, credevo di, non sapevo che non si potesse, per cui lì il mondo del cinema è fatto così. Però devo dire sempre con un grande rispetto. Con un grande rispetto c'è una grande professionalità, perché le produzioni cinematografiche hanno bisogno di una preparazione molto precisa, di dei tempi di lavorazione molto precisi, per cui uno sa. E per cui l'ambiente delle Ville Venete è proprio il set ideale, e io pensavo, quando hai fatto quella domanda, io pensavo la produzione ideale è Star Wars. Perché? Perché girano solo una piccola parte lì, tutto il resto è fatto in studio. Per cui ti danno un'immensa visibilità che è importantissima, sia proprio dal punto di vista turistico, ne parlavamo, e per la promozione, e allo stesso tempo girano magari un esterno, uno scorcio e cosa, e poi tutto il resto in studio. Devo dire che, se posso, queste nostre Ville Venete hanno una cosa straordinaria, cioè uno entra in una Villa Veneta, basta pensare a Villa Barbaro a Maser, e naturalmente si trova con questo ciclo di affreschi assolutamente impressionanti del Veronese. In altri luoghi, anche lì naturalmente c'è una campagna circostante, ci sono dei paesaggi in alcuni luoghi assolutamente mozzafiato, e io credo che anche l'industria cinematografica può aiutare a preservare questi paesaggi, cioè nel momento in cui sono conosciute le ville, si conoscono i luoghi, è più difficile costruire un supermercato o una cantina giusto davanti nel cono visivo di una Villa Veneta. Per cui io credo che questo viaggio per immagini che in fondo si fa con l'industria cinematografica corrisponda perfettamente al fatto di alternare l'esterno, l'interno, che fanno sì che una Villa Veneta sia effettivamente... Ho parlato troppo?
Grazie. Dicevo che una villa veneta effettivamente possa soddisfare tantissime esigenze. Ci sono delle ville, adesso io penso ad esempio a una villa che è stata molto richiesta da produttori e da registi, dal mondo in genere della cinematografia. Ad esempio Camarcello che ha un'esperienza, vanta ormai un'esperienza ventennale, ed effettivamente alla maestosità della villa si associa anche la bellezza e la molteplicità di ambientazioni tanto esterne quanto esterne. C'è, come dicevi tu Vittorio, anche ci sono degli spazi che sono dedicati alla troupe, ci sono dei servizi che sono dedicati alla troupe, per cui effettivamente delle parecchie ville ormai cominciano ad avere questo tipo di esperienza. Credo che tutti pensando ad un film importante girato in una villa veneta, ad esempio al Don Giovanni, la versione cinematografica del dramma mozartiano, una cosa straordinaria, mozzafiato, girato parzialmente alla Rotonda, per cui se ci sono delle ville che già hanno grandissima visibilità, a partire da Villa Barbaro, la Rotonda e tutte le altre ville palladiane, patrimonio dell'UNESCO, eccetera, e non solo loro, anche le altre ville che non hanno tutta questa visibilità e tutto questo riconoscimento a livello internazionale, in realtà possono assurgere ad una presenza importante sulla scena internazionale turistica e di valorizzazione di patrimonio. Allora, grazie. Adesso si va verso la conclusione, siamo purtroppo molto in ritardo con la tabella di marcia. Io devo dire che da quando lavoriamo come Film Commission abbiamo molti rapporti con i proprietari delle ville venete e molto spesso attraverso l'associazione, e la cosa impressionante è che continuiamo a scoprirne. E non sono solo quelle, come dire, monumentali, con grande valore storico-artistico come Maser, così via. Ce ne sono anche magari più insospettabili, diciamo così. E ogni volta ho potuto constatare le produzioni sono molto contente. Adesso l'ultima volta c'è successo con A Beautiful Imperfection, un film sostenuto col fondo della regione, ma molto, cioè, capita sempre. Devo dire, e funziona anche molto bene il rapporto con i proprietari, per cui la cosa che ci ripromettiamo è scoprirne ancora di più, perché davvero è un mondo ogni volta sorprendente. Beh, io non aggiungo molto altro. Naturalmente siamo consapevoli dell'opportunità che rappresentano le nostre ville venete. Io ho parlato di sfida prima, la forza del messaggio che può trasmettere il cinema, il mondo dell'audiovisivo, rappresenta un straordinario veicolo di promozione non solo di questi luoghi che, come dicevo, rappresentano perfettamente l'identità veneta, bensì anche di una capacità promozionale della parte profonda della nostra regione, che non si esprime solo nei grandi centri di attrazione turistica che abbiamo, come Venezia, le nostre città d'arte, bensì in una provincia profonda che è disseminata di ricchezza e di bellezza. Le nostre ville ne sono lo specchio più luminoso. Quindi è un binomio che si sposa perfettamente, quello dell'arte cinematografica con la bellezza delle nostre ville. Noi auspichiamo che questo binomio possa conoscere lo sviluppo maggiore possibile, e la nostra Film Commission, insieme al mondo legato alle ville venete, quindi ai proprietari, ma anche abbiamo delle proprietà regionali che sono delle realtà meravigliose, ecco, possiamo insieme, pubblico, privato e le nostre istituzioni, svolgere un servizio che è un servizio alla nostra comunità veneta. Grazie Assessore, grazie Presidente Collalto, grazie Vittorio Dalleoro. Grazie.